su MotoGP e siamo in pole position anche al Gran Premio di Misano, che veramente è la stagione delle pole position. Ok, la webcam va, vai Fio a Misano per staccare il biglietto per il terzo titolo mondiale secondo consecutivo, dai che lo voglio. Vai come rock and roll, ragazzi, Gran Premio di Misano e ricordo Instagram come indiano dove mi potete seguire nelle vicissitudini reali del veneziano che mi state seguendo in tantissimi ragazzi, grazie di tutto. Tra le vacanze come indiane e gli altri vaneggi, veramente il cume c'è. Ma soprattutto voi. Adesso concentration please, siamo in casa, voglio dominare a Misano. Ormai tutto il pubblico ama veneziano come un autentico fenomeno. Sta collezionando pole su pole, veramente una cosa devastante questo cume. Mai fatte tante pole in una stagione. Il Cume è primo, signori. Il Cumendone veneziano è primo. Devo arrivare a Misano, cioè devo arrivare ad Aragon con tantissimi punti di vantaggio. Almeno una gara di vantaggio ho bisogno per Aragon. Perché Aragon sappiamo che è la bestia nera assoluta del Cume. Mai vinto, mai un podio, mai un cazzo praticamente. Vai come concentration, please. Concentration. Il Cume sta cercando di pitturare. Lo vediamo, il Cume sta pitturando in questo istante. Vai come pittura. Intanto va. La webcam va. Vai Kume, bravissimo. Misano è sempre una gara difficile, nel senso non posso troppo stare tranquillo perché basta un attimo e sei fottuto. Very good Kume, very good. Perfetto. Perfetto Kume, dai. Primo giro andato bene, stai zitto però che io non mi devo fare. Vai, first lap completed. Ne mancano solo 2. No, il come va lungo, ma recupera. Però non ho preso certo la traiettoria ideale, la traiettoria. Giro record di Vizioso comunque, attenzione Lorenzo è vicinissimo, anzi no, forse è Rossi, non ho visto chi è. Adesso vediamo. Questa l'ho presa un po' lunga, il come sta sbagliando un po' troppo adesso. Incidente per Rossi, no, allora era Lorenzo il secondo. Incidente per Valentino. Sì, era il magnifico secondo. Ok. Intanto guardo la canna, scusate ragazzi, devo capire se funziona o no. Lunga. Sono un po' terrorizzato, lo devo ammettere. La qualifica non è la gara, Lorenzo sempre secondo. Che lotta con il magnifico, che lotta. Il Kumiko fa un errore imperdonabile, ma per fortuna Lorenzo è dietro. Attenzione Lorenzo, mamma mia che sfida Marquez, Lorenzo veneziano. Il Kume mantiene la seconda posizione, ma sicuramente non ci sarà il fastest lap. Sto girando male, adesso attenzione Marquez ne approfitta, che duello a 3, adesso signori, sandwich, vai di sandwich. E il Kume forse rimane primo, no, Lorenzo, non è colpa, mi dispiace Lorenzo, mi dispiace. Mi dispiace io però ero nella mia traiettoria. Ero nella mia traiettoria, signori. Lorenzo mi ha sbucato dal nulla, cazzi suoi. Terzi comunque siamo, abbiamo perso 2 posizioni. Non bene. Il come si lancia. C'è tensione, signori, c'è tensione. Era da un bel po' che non succedeva questo, Fioi. Era da un bel po' che non c'erano incidenti. È tornato il Crazy Kume, è tornato The Crazy. Dai, cazzo, dai. Voglio vincere, cavolo, voglio vincere. Praticamente gli ho fatto la curva, appena mi sono alzato per fare il rettilineo, fatalità c'era proprio davanti Lorenzo, signori. Tipico incidente di gara, cazzi di Lorenzo, con tutto il rispetto. Cazzi dell'Ori. Noi dobbiamo pensare alla nostra gara. Alla nostra fottutissima gara. Marquez ha un bel ritmo però, Marquez ha... scodatissima. Traversone come indiano. Dai, cazzo, possiamo recuperare. Dai che possiamo recuperare. Ormai è troppo tardi, non lo so. Mancano poche curve. Però questi punti che guadagnano solamente sono importanti. Lorenzo ha usato troppo. Ha sbagliato. Perché è suo l'errore.
No, Marquez va a vincere la gara, però bravo Marquez, il Kuma è secondo, ma ipotechiamo il titolo oggi. Yes, yes, yes. Oh yes! Ultimo posto ad Aragon, abbiamo 25 punti di vantaggio dal buon Lorenzo. C'era il buon Marquez e 36 da Lori. Vai Fiori. Neanche Lorenzo ha protestato dopo l'incidente di Misano, ha detto incidente di gara, no problem. Mamma mia il Cumendone, oggi ragazzi il Cume sta ammazzando tutti. Il Cume oggi è proprio the crazy. Però sarà durissimo oggi fare una buona gara, eh. Ho paura che oggi non deve vincere Marquez, devo rimanere in vantaggio. Se non vince Marquez siamo comunque in vantaggio. Bravo Cume, 20esimo. Oppure devo fare almeno un punto, almeno 1 point. 1 point Cume, 1 point. Dai Cume, vogliamo il decresi. Purtroppo Aragon è veramente una gara impossibile per me. Non capisco il perché. Attenzione qua il Cume rischia. Il Cume rischia. E non guadagna neanche una fottutissima posizione, mamma mia. Qua rischio anche il ritiro, signori. Ok. La sincro della prima gara c'è, comunque ho visto, quindi... Attenzione, qualcuno è caduto! E il Cume sbaglia tutto! Sbaglia tutto, mi sono distratto. Non ci credo. Ma porca puttana, ma perché sto errore? Devo ritirarmi per forza. Se devo essere una persona corretta. Lorenzo nono, Marquez però va a vincere. Gli stessi punti. Ormai Lorenzo è quasi fuori dalla lotta mondiale. Io e Marquez però siamo a 297. Lo sapete, io sono così ragazzi. Se sbaglio, ho visto partire. Non so chi a sto punto, proprio Lorenzo, penso, è caduto. Mi sono distratto, è andata male. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Purtroppo un brutto ritiro. E niente, però siamo ancora in piena corsa per il mondiale. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao!